Prima il Veneto con Francesco Vianello. Buonasera a tutti, grazie direttore. Vianello, nel frattempo la situazione anche in Medio Oriente sta precipitando perché Israele sta per ha già sferrato un attacco alla parte sud di Gaza City e c'è soprattutto la decisione di Netanyahu di realizzare un grande insediamento in Cisgiordania. Vianello, purtroppo non dico che alla fine poi ci si fascia la testa, ma non si può neanche dar torto a chi a questo punto, in chi prevale il pessimismo, no? Perché non si vedono vie d'uscita. Certamente da quasi 2 anni, per esempio, nel Medio Oriente, a Gaza stiamo assistendo a delle violazioni sistematiche e gravissime dei diritti umani nei confronti del popolo palestinese segregato nella striscia di Gaza, fermo restando naturalmente il diritto del popolo ebraico di difendersi di fronte a chiunque gli rivolga delle minacce di violenza e addirittura di sterminio. Ecco, questo vorrei che fossimo chiari, che non può esistere un paese come l'Iran né un'associazione terroristica riconosciuta a livello internazionale come Hamas che si permettono di minacciare non solo l'esistenza di uno Stato ma anche l'esistenza di un popolo. Oltre ciò però va detto che noi dobbiamo porgere la massima attenzione e solidarietà nei confronti del popolo palestinese perché, ripeto, da quasi 2 anni sta subendo un qualcosa che è impossibile, incredibile che possa accadere nel terzo millennio e che soprattutto non siano stati presi nessun tipo di provvedimenti commerciali, quindi di dazi, nei confronti dello Stato di Israele. Purtroppo la politica estera dell'Europa non è molto coerente, cioè l'Europa si allinea agli Stati Uniti d'America nel momento in cui c'è da sferrare un attacco con dazi commerciali nei confronti della Russia. Poi però, perdonatemi, va detto anche che l'America tratta l'Europa come la Russia, perché è andata a sanzionare la Russia con dei dazi, però ha messo dei dazi anche all'Unione Europea. E abbiamo visto la signora Ursula von der Leyen, andare quasi scodinzolando presso il campo da golf in Scozia, no, del tycoon americano, accettando questo 15% di dazi, come dire, ci poteva andare peggio, sapete, potevano darci un 60% di dazi e invece ci è andata bene. Per cui, per collegarmi anche con l'intervento che ha fatto l'ospite precedente, qui, allora, abbiamo bisogno di un'Europa, ma che funzioni bene. Purtroppo in questo ultimo periodo mi sembra che l'Europa non funziona né sul fronte dei migranti nel Mediterraneo, né riesce a contenere e ad avviare trattative di pace fra Russia e Ucraina, né in Medio Oriente riesce a ricondurre a più miti consigli il governo di Benjamin Netanyahu. Grazie Francesco Vianello. Adesso, insomma, c'è un clima un po' da resa dei conti, no Vianello? Sì. Tornando prima al discorso dell'autonomia, se possibile, io spero che i telespettatori a casa si ricordino che noi di Prima al Veneto abbiamo ripetuto almeno per 2 anni, sottolineando che questa legge sul Calderoli, sull'autonomia, era una farsa, è una pagliacciata, una presa in giro colossale. Allora, di chi è secondo noi la colpa di questo fallimento politico? Principalmente di 2 soggetti politici. Uno, ciò che resta della Lega, quel partito che oggi non è più assolutamente rappresentativo degli interessi territoriali del Veneto e che è solo la pallida ombra e imitazione di quella che era la Lega Nord di Umberto Bossi degli anni 90, all'interno della quale era confluita invece la Lega Veneta. Il secondo soggetto è
il partito delle sorelle romane o, se volete, dei fratelli d'Italia del Sud, d'accordo? Che hanno creato apposta questo macchinoso processo lunghissimo per ottenere l'autonomia, passando attraverso la definizione dei LEP, e voi vedete che adesso siamo qui a quasi 8 anni di distanza dal referendum, con cosa? Con un pugno di mosche in mano. Ecco, io però mi sarei aspettato da parte del presidente uscente Luca Zaia delle prese di posizione un po' più nette sulla questione dell'autonomia. Perché? Lo spiego semplicemente in 2 parole. Uno, lui è stato eletto con un 70% di consensi come candidato del partito Lega Nord, che nel suo statuto e nel suo programma ideologico c'era quello all'inizio addirittura della secessione della Padania, dell'indipendenza del Nord, dell'indipendenza del Veneto e del federalismo. Punto secondo, sempre il presidente Zaia, anziché avviare immediatamente una trattativa riservata fra la Regione Veneto e lo Stato italiano, come previsto dagli articoli 116 e seguenti della Costituzione, per avviare il processo autonomista, ha detto no, facciamo anche un referendum per rafforzare le istanze del popolo veneto, referendum che, come ben sapete, ha battuto tutti i record di affluenza positiva degli elettori e ha confermato il sì al 98,2%. Ecco, forte di questi consensi e di questi risultati politici, io, lo dico da Veneto, mi sarei aspettato che il presidente Zaia, ogni volta che levava in alto un calice per brindare a non so cosa, avesse speso più parole a favore dell'autonomia del Veneto, magari dando anche una piccola tiratina d'orecchi in primis al suo partito, che oggi si chiama Lega di Salvini, e anche ai suoi alleati di governo a livello nazionale, che come sempre decideranno i candidati in Veneto. Ecco, però poi devo rivolgermi anche agli elettori che fra poco saranno chiamati a venire. Non possiamo fare appelli al voto, certamente andranno in cabina elettorale, ma di ricordarsi, ok, di ricordarsi quel che hanno fatto votando per il partito delle sorelle romane. Come pensavate, come speravate che quel partito romano centrico potesse avere un benché minimo interesse a concedere l'autonomia ad una regione ricchissima come la nostra, il cui gettito fiscale serve per mantenere 5 milioni di pensionati e di dipendenti pubblici nel solo Lazio? Grazie Vianello. Dobbiamo chiudere qui.